Controlli di vicinato. Fra qualche mese anche Vicenza, come già altre città del Veneto, potrebbe vedere spuntare nei quartieri cartelli come questi e avere un'app dedicata sul proprio cellulare. Il nuovo pacchetto sicurezza dunque approda anche nei quartieri. In via Allende la presentazione del giro di vite del nuovo governo cittadino. Dopo il presidio fisso a Campomarzo si passa alla vigilanza nelle aree residenziali che mal digeriscono, soprattutto in questa zona, la presenza di cittadini stranieri. Bevono, schiamazzano fino alle 2-3 di notte, soprattutto nella parte finale di via Allende, e quando sono ubriachi non li controlli più. Sia rientrare alla sera, sia non siamo sicuri di niente. Forse non ti fanno assolutamente niente, però passare in mezzo a una trentina, 40 persone, insomma non è proprio simpatico. Il pacchetto illustrato prevede l'innesto di una decina di poliziotti alla squadra della municipale, ad oggi composta da 115 vigili e nuove telecamere. Qui via Allende e via Gandhi sono le due zone critiche della città dove c'è spaccio e non solo, e quindi abbiamo chiesto l'intervento appunto delle telecamere per videosorveglianza. Abbiamo già messo da parte 70.000 euro per l'acquisto delle due telecamere. Una terza con aiuti regionali arriverà su Monteberico. E poi a completamento del pacchetto l'avvio della vigilanza di prossimità, quella fatta dai cittadini, con un referente al quale segnalare le problematiche e che potrà mettersi direttamente in contatto con la municipale.